in collaborazione con Potremmo fare il sommario così, cosa ne dici? Con i borlenghi in bocca. Proseguiamo in questa puntata un piccolo viaggio tra le bellezze d'Italia, dalla gastronomia alle tradizioni, dall'allevamento al paesaggio, e ci spostiamo dal Parco del Frignano nell'Appennino modenese, dove ci troviamo in questo istante, fino al Parco Puez-Odle in Alto Adige. Ci arrampicheremo fino al rifugio Bolzano sulle Dolomiti, vedendo i suoi paesaggi mozzafiato, ma qui a Roncoscaglia ci aspetta anche un giardino magico, una gastronomia tipica, dall'arte dei casari a tigelle e borlenghi, e scopriremo anche chi ha inventato lo strumento popolare per eccellenza, la fisarmonica. Il mirtillo, questo frutto spontaneo del nostro Appennino. Abbiamo raggiunto la sommità del Monte Cimone, vedete alle mie spalle l'osservatorio. Ci occuperemo di questo, ma parleremo anche del prodotto coltivato, lamponi, more, dove un'azienda del territorio, oltre a coltivarli, li trasforma. Il Parco del Frignano oggi ci porta a Roncoscaglia, piccolo paese frazione di Sestola, ma scrigno di bellezze naturali e anche architettoniche, a cominciare dall'oratorio di San Biagio. Allora, qui ci troviamo esattamente in un giardino magico che è il centro culturale San Biagio, e dopo vi racconteremo quello che avviene, perché ha a che fare sia con incontri ma anche con gastronomia tradizionale e tipica. Però con Luisa Cerfogli, che si è messa in questa impresa di ripristino di questo borghetto, io volevo parlare proprio di questo oratorio, detto anche Chiesa del Diavolo, perché a quanto ne so tu sei in qualche modo anche la custode. Sì, la perpetua del diavolo. Sì, esatto. E allora, bravissima. e allora questo oratorio risale all'anno 1000 e Sì. circolano anche alcune leggende. Certo, diciamo che prima era un monumento pagano, poi è stato trasformato in chiesa, e sono anni che la mia famiglia segue questo oratorio, e io ho voluto mantenere la tradizione e faccio 2 feste all'anno, il 3 di febbraio che è proprio San Biagio, e la prima domenica di maggio dove è la festa dell'oratorio, dove cerchiamo di fare, come si dice da noi, della baracca. Cioè... Esatto. Insomma, un po' di festa, un po' di incontri. Esatto. Difatti poi San Biagio è il protettore anche della gola, esatto. e difatti ci sono bellissime tradizioni dove appunto i sacerdoti mettono queste candele nella gola, perché insomma io ci sono stata una volta e quell'anno non ho avuto il raffreddore, quindi posso anche essere una testimone. Tornando all'oratorio, è chiamato del Diavolo perché ci sono anche innumerevoli sculture d'animali in arenaria che si possono ancora scorgere, anche se sono un po' rovinatine dal tempo, e quindi si pensava che fosse appunto un luogo pagano anche per fare sacrifici. Ma perché abbiamo cominciato il nostro racconto da qui? Perché è qui, in questo giardino magico, che possiamo raccontare anche un bel passato, oltre che il presente, della famiglia di Luisa, la famiglia Cerfogli, ma poi il nonno iniziò il primo caseificio di montagna. Sì. Infatti oggi ricordiamo proprio mio nonno, che si chiama Alfredo Cerfogli, che nel lontano 1920 costruì vicino qua,
circa a 2 chilometri da qua, il primo caseificio della montagna e andava a raccogliere il latte in tutti questi dove avevano una mucca, 2 mucche, 3 mucche, per riuscire poi a fare una forma, 2 forme, e veniva fatto con delle vasche molto che si usano ancora, però veniva fatto con del fuoco, che ci volevano tante fascine, quindi era un sacrificio enorme. E lì abbiamo cominciato, la mia famiglia ha portato veramente il parmigiano reggiano nel nostro Appennino, e bisogna ricordarlo anche perché più avanti negli anni 50 fece il caseificio di Santa Lucia, che esiste ancora a Rocchetta, e gestito da 3 agricoltori che spero che riescono a portare avanti la tradizione, perché il parmigiano reggiano viene fatto solo esclusivamente con le brunalpine, primo, che sono delle mucche particolari, insomma, esatto, con una grande attitudine alla produzione del latte, ma un latte particolare per i coefficienti di elementi che contiene. Ed è l'unico posto dove ancora con Riccò, dove c'è un altro mio parente, riusciamo ancora a fare un po' il parmigiano reggiano, perché gli altri caseifici sono tutti a livello industriale. Mi dispiace dirlo, ma non c'è più la produzione come veniva fatta con la mano, perché il parmigiano reggiano veniva cotto con la mano a 45 gradi, mettendo prima il caglio, quindi era l'uomo che pensava come poter fare questo formaggio che ha una fermentazione sua naturale, e soprattutto era pasta bianca, che adesso è gialla. E a proposito di caseificazione come si faceva un tempo, qui abbiamo anche l'ultimo vecchio, posso dire, casaro, Luigi Cerfogli. Allora, è un'arte che si impara attraverso la tradizione. Senz'altro. Io ho imparato da mio padre e lui ha imparato da suo padre, e allora era una cosa che tramandava da padre in figlio, cioè era una cosa un po' quasi segreta, diciamo, il mestiere. Io sono l'ultimo discendente della famiglia Cerfogli, mio nonno si chiamava Cerfogli Alfredo, detto il Negos, è quello che ha fatto il cosificio a circa 300 metri più sopra di qua. È stato uno dei primi casifici della montagna e ha dato la possibilità a tanti contadini di poter vendere il loro latte, perché allora era una cosa, diciamo, facevano il latte, facevano il formaggio e era una sopravvivenza così. E fino al 61 ha lavorato mio padre come privato, dopo dal 63 in avanti hanno venduto lo stabile alla cooperativa, che va avanti ancora. Ma le manca fare il casaro? No, io ho 15 anni che sono in pensione e sono contento, perché è cambiato tutto. Cioè noi eravamo artigiani, adesso è passata all'industria. E non c'è più, una volta il casaro era amato e rispettato perché aveva il reddito di tante famiglie nelle sue mani. Alla fine dell'anno, se andava bene, era amato, esultato, era quotato, era ringraziato, era venerato, veramente. Adesso sono questi grossi complessi, sono al di fuori un po' della mia mentalità e io non mi troverei a disagio veramente. Allora, adesso cerchiamo di recuperare ulteriormente la tradizione, perché mi sa che là stiano preparando alcuni di quelli che sono gli elementi gastronomici tipici della tavola modenese dell'Appennino qui nel Parco del Frignano. Tigelle e borlenghi sono i 2 elementi caratteristici della montagna modenese dell'Appennino, ed ecco qua la colla che è arrivata in questa bella piattaforma bollente. Ad operare il tutto è Sergio. Allora, la colla è stata messa e con che cosa è fatta? La colla è fatta farina, acqua e sale. E basta. E quindi diciamo è leggerissimo. C'è chi ci mette dentro delle uova, della panna, ma io non ci metto niente. Ecco, quello lì è già pronto e lo vediamo, è quasi un velo, quindi ci sono anche diverse tecniche. C'è chi fa i borlenghi un po' più grossi e magari li lascia morbidi, c'è chi li fa sottili come lei, abbastanza croccanti. È una questione di impasto o di tecnica? Ma, diciamo che se la colla è molto tenera vengono sottili,
se è un po' più dura vengono un po' più grossi. Ecco, io ho visto che lei prima l'ha diluita, la lascio solo un attimo perché vado invece qua dove dalla colla si passa alla cunza, ovvero il condimento, che è fatto con... Lardo, rosmarino e aglio. Ah, fantastico. Lo possiamo considerare leggero? Formaggio. Parmigiano reggiano, diciamo le cose, perché qua, come abbiamo sentito anche in apertura, è uno dei tanti regni del parmigiano reggiano di montagna. Abbiamo un altro borlengo, chi desidera un altro borlengo? Ecco qua, eccolo. Più secco, più morbido. Ah, qui danno anche la scelta, secco o morbido. Siete meravigliosi. Allora, intanto il giardino si sta animando perché, come abbiamo detto in apertura, questo è un incontro conviviale che si ripete soprattutto durante i mesi dell'estate. Invece se andiamo verso l'autunno arrivano anche i marroni e le castagne e si fanno delle cose buone. A casa mia faccio ancora della roba con mia madre, poi facciamo ancora le serbolle, non so come si chiamano, i balus, le mondine, quelle cose lì, la polenta, i menfec, li chiamano i menfec, non so Parliamo il dialetto, io non lo capisco, quindi lei può dire quello che vuole. Con mia madre facevamo di quelle cose lì, ormai mia madre ha 90 anni, se ne fa più, lo faccio con gli amici, Beh, certo. quando ci troviamo, perché il giorno d'oggi non c'è mai tempo, sono tutti occupati, non sono mica tutti in pensione come me. Beh, per fortuna, se no la sua pensione, addio. Allora, a un certo punto si deve anche rivoltare. Sì, c'è chi fa così, Ecco. vede? Ecco. Allora preferisco girarli a mano. Tra l'altro questi di che cosa sono fatti? Che sono... Questa qua è alluminio, una lega di alluminio e poi ci hanno messo una piastra di ferro in modo da poterli prendere in mano. Perché anche gli strumenti sono fondamentali, è un po' come il senso della tigella che noi chiamiamo tigella, ma tigella era invece lo strumento dentro cui si cuoceva quella che qui chiamano crescentine. È stato fatto anche l'impasto proprio per le crescentine, ma non seguiamo tutto il procedimento perché il tempo fugge e dobbiamo raccontare veramente tante cose in questa puntata. Questo è pronto. Ecco qua, allora questa è pronta? Sì. Perfetto, allora noi la lasciamo alle sue cottole mentre noi invece dopo aver raccontato questi borlenghi che pensate risalgono addirittura al Medioevo e quindi hanno veramente una storia molto antica, torneremo tra un po' qui al giardino della Luisa per ascoltare musiche antiche dalla chitarra, ma anche racconteremo qualcosa della fisarmonica, però adesso risaliamo l'alta montagna e ci aspetta il rifugio Bolzano, che pensate è detto il castello tra i monti, costruito nel 1885 a 2457 metri sull'altopiano dello Sciliar, che è la montagna simbolo dell'Alto Adige. Il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio è stato il primo dei 7 parchi istituiti in provincia di Bolzano e assieme alla zona di tutela paesaggistica dell'Alpe di Siusi va a formare una grande area naturale. È famoso per le sue cime, 2 in particolare, la punta Sattner e la punta Euringer. Lo Sciliar ha come punto più alto il Monte Pez, 2563 metri, e dal 2003 anche il Catinaccio fa parte dell'area naturale. Il rifugio Bolzano si presenta proprio come un castello tra le nuvole, circondato dai massicci montuosi del Sassolungo, Sassopiatto, Catinaccio, Latemar, ed è gestito da oltre 20 anni dalla famiglia Gasser, pervaso dalla tipica atmosfera dei rifugi, nessuna strada d'accesso, i rifornimenti infatti avvengono tramite la teleferica o addirittura se necessario con l'elicottero, e l'ambiente interno è tradizionale tra stube accoglienti e cucina altoatesina. E attorno pascoli verdissimi dalle 1000 fioriture, un giardino naturale tra le erbe e i sassi su cui pascolano mandrie di bovini, ma si incrociano anche altri animali in libertà, come questi cavalli.
L'erba e le varie essenze fiorite dei prati creano un'armonia incredibile di profumi che attirano gli occhi degli escursionisti, ma anche i palati delle bestie che qui trovano un habitat praticamente incontaminato. Ma quello che colpisce è soprattutto il paesaggio, nel contrasto sempre più ardito tra i colori dolcissimi dei prati e dei sentieri e le vette aguzze delle montagne, tra passaggi irti e stretti e spogli e invece immensi boschi di conifere, laghi cristallini e le acque di cascate che scorrono in diversi punti dell'escursione. È difficile comunque descrivere le emozioni per chi arriva fino quassù, dove l'occhio si perde in un orizzonte a 360 gradi, abbracciando davvero prospettive diversissime. Ci fermiamo qualche istante così da respirare ancora la bellissima aria di alta montagna, ma respireremo insieme anche l'aria di Appennino. Una piccola pausa, Claudio con A cielo aperto, e noi ci rivediamo nel finale, sempre in questo contrappunto tra Alpi e Appennini, Dolomiti e Parco del Frignano.